Buongiorno a tutti cari amici, sorpresa. Buongiorno, siamo grandi, siamo arrivati, siamo qui per voi. Bene, Hilde, vuoi dire cosa facciamo nel nostro gruppo in questo momento? Allora, in questo momento facciamo un piccolo promo per la serata che ci aspetta questa sera sul canale YouTube del Marietto Veneziano alle 20:30 con la diretta, dove sarà presente il Marietto, ovviamente col pendolino, e io sì, nel mio canale, in Primo Mondiale, abbiamo una eccezione. Chi? Il De Garda. Tanto per cambiare, una prima. se non è zuppa e bagnato, via, chiamale il De Garda, che è l'unico che vuol venire, no? Che mi sopporta, mi ama e come si suol dire, mi sopporta. E mi perdona. Sono lì con voi col mio pendolino magico e chiaramente avremo anche le favolose sibille della nostra Hildegarde. Hildegarde, vuoi fare una stesa per questa sera per vedere? Ricorda anche alle persone che devono scrivere nome e cognome e data di nascita. Data di nascita quando pongono la domanda, certo, così che noi ovviamente ci agganciamo a una scia energetica valida, affidabile e riusciamo a darvi delle risposte. Sì, perché se no magari, certo, se no ci si attacca alla scia energetica del vicino. Anche perché dobbiamo saltare da un interlocutore all'altro a strettissimo giro e non è facile, dovete immaginare che dare risposte così non è semplice, però vediamo intanto. Abbiamo due amici collegati, saluto, ciao. Grazie, ciao. Chi è che sono? Nome e cognome che li voglio salutare. No, non si vede purtroppo, non si vede, però abbiamo anche un like, dunque grazie. Addirittura un like, bravo, mettine un altro, entra con un altro, come si dice, nome e mettine un altro, va. Bene, abbondiamo. Il sostegno ci piace sempre. Allora, poi i like sono gratis. Sì, infatti, non costano nulla. Vediamo un po' cosa. Oh, bello. Cioè, un po'. Dai, vabbè, però un po' di affanno, però insomma. Non riescono a rientrare tutte nell'inquadratura, non importa, faremo del nostro meglio. Comunque, direi una bella serata, l'esito è molto favorevole, avremo l'incontro, ci saranno delle persone e sarà una serata abbastanza divertente perché abbiamo la carta della fortuna e della leggerezza, dunque penso che gli amici che ci faranno compagnia stasera passeranno comunque un tempo sereno in nostra compagnia. Avremo sicuramente qualche domanda. Attenzione, mi sa che qualcuno ci fa una domanda a tranello stasera. No. Preparati Marietto, preparati. Però insomma andrà benissimo, guarda qui. Tutto bene, guarda che meraviglia. Ma dici, Hilde, scusa, dici che faremo un figurone o come la concorrenza che fa i 3 mazzetti preparati, che si scrive i poemi prima per poi fare le cose che sembrano in diretta? Dici che facciamo una bella figura? Ma noi penso di sì, poi sai, nel limite del possibile, non è che voglio, però guarda che bell'esito, direi che insomma ci aspettano anche, guarda qui la carta dell'attesa. Abbiamo due amici che hanno scritto, vi invito amici cari che ci avete scritto il buongiorno, di cliccare sul link azzurro dove appunto compare Facebook, StreamYard/Facebook per autorizzare questo mezzo con cui facciamo la trasmissione in diretta a vedere i vostri nomi, a prendere appunto le informazioni sul vostro nome da Facebook, dovete autorizzarlo. Una volta che cliccate vi apre in un'altra pagina, vi porta in una seconda pagina, dovete cliccare anche una banda azzurra sotto, di cui non mi ricordo cosa c'è scritto, però non lo so in che senso tranello, forse qualcuno vorrà vedere se siamo in grado di rispondere, ogni tanto ci mettono alla prova. Chi è che fa il nome e cognome di quello che fa il tranello? Fai il nome e cognome che il telefono. Non me lo scrivono le carte, mannaggia no. Mannaggia. Ma comunque valuteremo se rispondere a tutti. Sì, va bene, mi raccomando. Useremo il quinto emendamento, stiamo zitti.
No, no, No. se a voi interessa veramente fate le domande chiare, perché anche quello può essere un tranello. Se non dico che ci dovete raccontare in diretta davanti a tutto la rava e la fava, però mi raccomando, fate una domanda che abbia un criterio di comprensione anche per noi, giusto Marietto? Giusto, e mi raccomando, iscrivetevi al canale del Marietto Veneziano, lasciate stare, ma del Marietto Veneziano un bella iscrizione non fa mai male, anzi, Giusto fa perché ha male? detto così, devono iscriversi al mio e non Sì. al tuo, così No, impari. Io non l'avrei perché, mai detta quella cosa lì. vabbè, io non la cioè vabbè, comunque, cari amici, ricordatevi che Marietto Hildegard e Marietto Veneziano fra un po' apriranno un canale insieme, no? Sì, sì, Underground, ve lo dico come prima a livello mondiale, siete i primi, voi due che ci state ascoltando, e lo sì. sapete, no? I privilegiati, no? Giunti dal Signore. E poi, beh, adesso, sai, sono modesto, il Adesso che secondo tu hai nome il tuo è... notare. Il mio secondo nome è Modestino, Marietto Modestino, no? Però non potevo proprio dirlo a tutti che sono Modestino. Però, Allora a parte iniziamo, tutto, iscrivetevi al canale del Marietto Veneziano e se avete anche il tempo e se non sapete cosa fare, anche di Hildegard. Ah, via. e L'ho via. messo lì così, l'ho messo lì così. No, via, Grazie. prendi, va, dai. Mi metto così a bordo strada col piattino a chiedere iscritti. Esatto. Non elemosina mai iscritti. Beh, sei già, Hilde, sei già 1300 iscritti, hai più di 100.000 visualizzazioni e hai un sacco anche di, come si dice, di libri sul giardino dei libri. Non lo dico, ma fra un po' molto probabilmente, non lo dico che vogliono pubblicare, oh porca, mi è sfuggita lì che vogliono pubblicare un tuo libro in una casa editrice molto importante. Che resti fanno i 2000, uscirai a livello mondiale con un libro pubblicato da una grande casa editrice. Questo lo dico, qui lo dico, qui lo nego. Avrei tanto preferito che tu mi avessi chiesto, posso dire questa cosa? Invece noi siamo live, siamo vivi, le raccontiamo come ci vengono. Il Dante, io dico che sì. No, non dirlo al Dante che sono io che spiffolo le cose, perché io dico che non ti conosco. No, gli do io un paio di dettagli che ti... Non spifferare al Dante che ti conosco, no, perché allora, il Dante sai... Stasera alle 20:30 risponda a una domanda, ecco, che ci hanno chiesto a che ora, così cambiamo argomento, ma... Cambiamo argomento perché il Dante è lì, l'ho incontrato stamattina che stava chiudendo una buca davanti al cimitero, ho detto Dante, no ancora, gli è scappata una dagidina veloce, è andato lì, ha dovuto sotterrare la dagidina sotto te, ma Dante è veloce, da cosa leggera, capite? Sapete che il Dante è sempre, gli ho detto Dante, date una calmatina, hai già 60 anni, È sempre operativo. Sai, lui una dagidina il Dante non la nega mai nessuno, se può una manina lui la dà, è sempre elegante. Ma sì, va bene. Allora Marietto, ci tagliamo qui perché sennò il Dante viene qua, mi fa un dagidone come la mia faccia, mi fa. Mi sono persa lui, penso io stanotte. Birichina che stanotte la nostra Hilde era di Dagida, al posto che dormire Dagidina. Sì, quando serve. Quando ci vuole una Dagida democratica, ci vuole. Certe situazioni si risolvono solo così. Va bene. Allora, cari amici, detto tutto, abbiamo detto, allora ripetemi un po', stasera 8:30, canale del Marietto Veneziano, iscriversi al mio, quello della Hilde lasciamo stare che non serve. Sì, va bene, non lo fate. No, non lo fate, mi raccomando, se vengo a sapere che vi iscrivete al canale della Hilde, vi faccio un sedere come la mia faccia. Voilà, aspetta, ho lanciato di così, voilà. Dai, Hilde. Ho esagerato, mi sono lasciato trasportare dalla poesia. Sì. No, era il caffè del Dante, sarà stato elaborato. Esatto, sì. Ok, cari amici, Hilde, penso che abbiamo detto tutto, stasera 8:30 canale il canale YouTube del Marietto Veneziano, mi raccomando, esatto. YouTube, perché tu hai anche una pagina qua su Facebook, non confondiamo le idee, sul canale YouTube del Marietto Veneziano 20:30, Marietto col pendolino, Hilde con le sibille, la domanda in ordine di arrivo, mi raccomando, scritta in modo chiaro, comprensibile, una domanda insomma traducibile e con data, mi raccomando, la vostra data e la data di chi insomma e per finire, come ho già scritto anche nella mia pagina
se non vi siete ancora iscritti ai nostri canali, lo so, si può sbagliare, è umano, però vi perdoniamo, iscrivetevi. In tempo correggermi. Va bene. Grazie, cari amici. Buonissima giornata a tutti. Ciao Ilde, ciao a tutti i nostri amici. Ciao.